Oh, bella raga, che energia, cioè, oggi Ferrari, la Ferrari. Oh, bitch, oh, bitch, bitch. Ora sono in live, ho fatto un po' così a random, comunque volevo provarla. Un'auto che ha chiesto Davide, dopo metto il nome di Davide24 qua. Bella Davide, grazie. L'auto è questa, ragazzi, è una mod a 940 cavalli, mi sembra, una roba del genere. È assurda. Interior tutte clean, ragazzi. La dashboard funziona come sempre. Abbiamo qua tutto clean, abbiamo la Ferrari qua, abbiamo il nostro driver qua, bitch. E niente, ora raga, andiamo. Mappa diversa, siamo a Sydney in Australia. Australia, mai. Location esotica, trazione a 1, dai. Questa mappa è una mappa urbana. Aspetta, cazzo, il suono perché sta Ferrari qua merita. Damn! Ok, wow. Calma, Ferrari, la Ferrari. Damn. Eurotrack 2. Ah, Simulator, tanti mi hanno detto. Poi, ragazzi, finalmente oggi plugin per la chat, quindi di là c'è la chat e non devo sempre fare screen ora. Abbiamo la chat, quindi basta che zoomo la chat e su YouTube è a posto. Audio ok, bella. Wow. Qua siamo in una zona urbana. Che bel sound, ragazzi. No, comunque 900 cavalli. Ma vedi che alza il SUV della Hellcat. Vedi Azza che tu sei nel mio stesso vibe. Aspetta, Hellcat è il motore che tante compagnie usano. La Dodge usa la Hellcat nella Charger, quindi Charger Hellcat. Tanti SUV diversi usano i motori Hellcat, i V8 Hemi da 6.2 litri. Un SUV però è la Jeep Trackhawk, si chiama Jeep Trackhawk, che usa sempre un motore Hellcat. Hellcat engine, bruh. Fuck you mean, bruh. Wey you bro, come stai? Sono su YouTube che sto registrando per YouTube, quindi sei su YouTube adesso. È sicuro. Sì, Jeep Trackhawk, bitch. Yes sir. Ho anche quella mod là, Trackhawk, bella quella. No, aspetta, fammi alzare il volume. Fammi alzare il volume. Oh! Fammi alzare... E io? Perché non porto più GTA RP? The fuck? Huh? Oh, ma perché danno fuochi d'artificio il 13 gennaio? Che cazzo è questo qua? Bruh. GTA RP. Prima io portavo solo video di GTA, sia su Insta che su YouTube. Raga, andavo in mezzo ai campi. Sì, vabbè, dicevo. Portavo solo video di GTA, ho cominciato a fare video col volante dal 18 ottobre, primo video su Insta ha fatto 1000 views, GTA 200, 300, dopo da là 1000, 2000, gioco ancora, anche con Musi che è nella chat qua, gioco, sono un po' diciamo annoiato in GTA adesso, non c'è molto da fare, almeno io non ho molto da fare, però boh, io entro, cazzeggio, tipo perché c'ho gente dentro, amici, esco, invece qua mi diverto sempre, qua ci sono sempre, quindi per quello sì. Qua però la strada perché è... io, sono deficiente io. Aspetta, torniamo indietro, facciamo un'inversione a U illegale, aspetta, ho visto una bella strada. Non fatelo ragazzi, è pericoloso ma io posso farlo perché... bitch. Comunque raga, ha un bel suono Ok, qua, frena. Allora... Meno male che manca la collisione nelle case qua. No, sinceramente sai cosa? Io non sono un fan di nessun gioco competitivo. F1 sinceramente non ho mai seguito, Formula 1. A me piace guidare in chill. Assetto corsa competizione è un gioco competitivo. Non è mod, non è niente. The Crew è già meglio. È già open world, eccetera. F1 non mi interessa, invece qua è chill. Per quello. Qua siamo su un parco. Stiamo guidando su un parco. Comunque, Sydney... Bella mappa. Ok, qua ci sono case mi sembra. Vediamo di là, no? Qua, no. Ah sì, qua siamo su un quartiere. Oh, aspetta. La rotatoria o la rotonda. Andiamo in giro. La rotonda qua. Qua siamo nei sobborghi qua. Siamo a casa di qualcuno. Aspetta che alzo il traffico perché è poco.
È vero, allora, GTA ha solo incroci, non ho mai visto una rotonda. Scusa bro, qua c'è un NPC. Truck and Logistics Simulator, non lo conosco. Conosco però Truck Simulator, American Truck Simulator e European Euro Truck Simulator. Per il meteo uso Pure, costa €1. Patreon. Facciamo Alba, da un po' di pioggia leggera. Pioggia leggera, vai. GTA 6, come fa ad essere un flop se esce tra 2 anni? Cioè, capito? Allora, io diciamo che per me è speciale perché io sono un grandissimo fan della synthwave. Vice City, Miami ha quel vibe là, synthwave, retrowave tipo, quindi per me proprio ce l'ho nel cuore. Io ho la synthwave nel cuore. Già dalla location si vede che è molto autentica perché quella è Miami. Fatto qua, raga, pozzanghere. Damn! Che poi è una macchina che sono contromano. È stra rara. La Ferrari è stra rara. Costa tipo 2-3 milioni di euro adesso, limitate come produzione, quindi costano un botto. Ecco sì, 2,5 milioni, sì, è giusto. Grazie a cazzo, Omar, grazie a cazzo, Omar. Censura per YouTube, grazie. Ah sì raga, quando piove c'è aquaplaning. Togli, che sennò altrimenti qua facciamo skateboard. Mettiamo nebbia. Inquietante. No, con la nebbia non si vede niente. The fuck? Mettiamo sabbia. Sembra tipo la location di un film horror, presente? Quella sabbia tipo in mezzo ai campi, avete presente? Quel vibe là. Bella Davide Selv 24. Qua c'è un ferramenta, penso. Bunnings. Furgone. Raga, skinniamola. Oh shit. Ok, rotonda, calma. 300 orari. 300. Oh damn. Si è rotta l'auto? Grazie a cazzo. Un incidente a 400 orari. Niente, abbiamo perso. Mamma mia. Orgoglio italiano, Ferrari bro. Adesso raga, voglio fare test top speed, quindi andiamo su una mappa diversa. Ok raga, questa è la top speed area, voglio solo fare un test della velocità massima top speed, quindi allora test, trazione, spinta è meglio. Ok, vediamo quanto spinge massima. Anzi no, aspetta, 2. Ok. Ok, e siamo a 300 orari. Chill, va bene. Siamo dentro la Ferrari adesso. 360. Oh raga, 360, ok, penso che sia il massimo. Mettete la cintura. Ok, il massimo che spinge è 360. Porca miseria. Ok. Damn, ok. E niente raga, oh, questa era la Ferrari consigliata da Davide24. Niente, o se avete altre auto come sempre commenti, altre mappe eccetera. Oggi Sydney in chill diverso. Niente raga, alla prossima. Yes.